Amici bellini, buongiorno. Non c'è tempo da perdere, non c'è tempo di crogiolarsi sul latte versato perché si torna a giocare. La conferenza con l'Udinese non c'è, allora noi facciamo il recap della Serie A della quinta giornata e un approfondimento sull'Udinese, che è il caso. Cominciamo. Facciamo di necessità virtù, visto che non sentiamo le domande fatte a Garcia, me le faccio da solo e rispondo anche. Pietro Colauzzi, benvenuto sul canale, benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Valerio Fluido da New York, le solite cose e i soliti like di cortesia per l'approfondimento, questa volta preventivo. Non è l'analisi di quello che sarà fatto, ma cerchiamo di anticipare un pochino i tempi. Con calma, però con calma, perché la Serie A ci ha detto delle cose, andiamo a capire quali cose ci ha detto. Quindi con un'analisi tattica noi ci spostiamo. La cosa che mi fa ridere, mi piace, mi diverte vedere chi ha fatto il maggior numero di XG, di occasioni create pericolose, e chi il minor numero. E questa giornata è proprio perfetta, perché guardate poi alla fine, destino, cosa ti combina la figlia la figlia di un fiscalista, non mi ricordo Totò come diceva. Comunque, guardando insomma Salernitana, Frosinone, un certo equilibrio, Lecce, Genoa, eccetera eccetera, quello che ha creato più XG è stata proprio l'Udinese, ed è una cosa straordinaria che non ti aspetti, perché l'Udinese un gol l'ha fatto e adesso andiamo a vedere nello specifico. Guardate quanto ha creato, e Lucca si è mangiato dei gol che nemmeno, veramente. Terracciano grande partita, probabilmente il migliore in campo, ce l'hanno confermato tutti, però Lucca si è mangiato dei gol importanti e andiamo ad analizzare bene. Chi invece ha fatto il minor numero di XG è stato proprio il Bologna, è stato proprio il Bologna, 0,18, quindi le cose belle del Napoli non ce le ha fatte vedere in attacco, dove pure noi ci siamo mangiati il gol con Kvara. La cosa bella che ci ha fatto vedere il Napoli e che fa piacere è che abbiamo concesso 0 al Bologna, che comunque è una squadra importante. Quindi questo è quello che ci ha detto. Poi andiamo nello specifico delle varie partite e cerco di andare veloce, non approfondisco su tutte le partite perché altrimenti si perde tempo. Poi volta per volta approfondiamo. Salernitana Frosinone, la partita dei portieri, perché ci sono stati dei begli interventi di Ochoa e ce li aspettiamo sempre, però io credo che il Frosinone con questo Turati ha trovato il nuovo vicario. È un tipo di portiere anche bello da vedere, fa delle parate spettacolari e ci sta mettendo una bella mano sulla classifica del Frosinone, che continua a muovere la classifica agli stessi punti nostri, e quindi dobbiamo fare tanto di cappello. E la Salernitana continua a trovare questo giovane Cabral, perché proprio il nome su Cabral, che sta prendendo un pochino il posto di Dia, che non si capisce che fine deve fare in questa Salernitana. Prende anche una bella traversa. Poco da dire, se non che si dividono proprio la posta, anche come possesso palla, anche come numero di passaggi. Siamo proprio nella media, stesso numero di falli, insomma una partita equilibrata, forse anche piacevole, poi mi permetto di dire anche piacevole. Lecce-Genoa, il Lecce tra un po' lo dovremmo incontrare e il Lecce conferma di essere una squadra molto molto frizzante quest'anno, terribile. 18 tiri in porta totali, 18 tiri totali, in porta ne vanno solamente 3, però fanno più possesso palla, fanno molti più passaggi, sono abbastanza, e nella media la precisione dei passaggi, e nella media anche il numero dei falli fatti. Questa nuova punta che è Kristovic, che veramente è un attaccante importante, fa anche cose, si alza il pallone, fa una rovesciata, è anche in fiducia. Holmquist è molto 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 forte. Insomma sono ben strutturati, non hanno nomi di grande grido in tutti i reparti, però sono efficaci. E il Bologna, che ci è sembrato il Genoa, che ci è sembrato un ostacolo insormontabile, in realtà ritorna a fare pochissime cose, XG bassi, e ci aggiungiamo anche ovviamente l'espulsione che fa la cosa che deve fare. Solo noi potevamo dare questo punto al Bologna. Andiamo con velocità. A quelle che dovrebbero essere le nostre competitor
Il Milan liquida la Pratica Verona con un corto muso, che però non ci fa vedere quella brillantezza che abbiamo visto all'inizio. Il Milan non voglio dire un po' in difficoltà, ma non è bello tranquillo come sempre. Poi c'è stato anche questo esperimento di Pioli, perché noi qua la vediamo a 4, ma in realtà Florenzi era molto più avanti, Musa era a tutti gli effetti un esterno destro che faceva tutta la fascia, quindi questa formazione qua, come la vedete, consideratela sbagliata, perché e fidatevi di me che l'ho vista, era difesa a 3 a tutti gli effetti. Sportiello qualche buona parata la fa, ovviamente. Il recap, io dovrei fare anche il recap del Fantacalcio, veramente difficile fare tutti i contenuti che vi vorrei portare, ma come sapete io ho preso Magnan ti viene meno, Sportiello mi ha dato soddisfazione, sotto questo punto di vista non c'è dubbio. Pulisic invece no, Pulisic un'occasione ce l'ha, ma la spara addosso al portiere, male, mi aspetto di più da Pulisic, l'ho pagato anche abbastanza, servirebbe qualcosa in più. Ancora una buona prestazione di Foloruscio va segnalata, però va anche segnalato che perde lui un pallone, smista male un pallone a centrocampo che viene recuperato dal Milan, e da lì viene il gol di Leao, praticamente un brevissimo contropiede perché il Verona era molto alto. Sta provando il Verona a cambiare un po' pelle e ci vuole il tempo che ci vuole, perché è una squadra che Baroni sta cercando di riformulare, giocando un pochino meglio a pallone, un pochino meno falli sistematici. Andiamo a vedere i falli per la... vedete, ne fanno 11 loro e 12 il Milan, quindi sta cercando un po' di cambiare pelle, ci vorrà il tempo che ci vorrà. Di questa partita insomma ne abbiamo parlato ampiamente, abbiamo fatto short, ci siamo divertiti anche a vederla, perché poi al di là di quelle che possono essere le rivalità con la Juventus è stata una partita divertentissima, caratterizzata da una giornata storta di Szczesny, perché il primo gol di Laurienté è proprio un tiro che sì, velenoso, ma che Szczesny doveva bloccare a terra con 2 mani, così invece fa una vera e propria papera, se la butta in mezzo alle gambe. Dopodiché quello che porta come autorete è uno spunto di Chiesa, che mi sembra l'unico che veramente sta in una forma straordinaria. Andavano a braccetto come stato di forma lui e Vlahovic invece un passo indietro, si mangia un gol praticamente fatto con il sinistro, fa meglio i gol col destro che non è il piede suo, questa è la particolarità. Ma Chiesa propizia l'autogol di Vigna e poi segnerà anche quello che sarà il 2-2. Nel frattempo Berardi fa un gol bellissimo e su un'altra incertezza di Szczesny Pinamonti ribadisce di testa. Poi prima della frittata Gatti-Szczesny c'è anche una traversa di De Vrel, dove lì Szczesny ci mette la manona, però un disastro totale per la Juventus. Il Sassuolo addirittura dilaga, Sassuolo che comunque gioca bene, che è bello da vedere. Era una partita proprio da aspettarsi così, con una squadra che aspetta di più, che però ha più valori, quindi ti può fregare, e un'altra che ama giocare però molto spesso non finalizza. In questo caso finalizza. Spiccano questi due centrocampisti che si stanno trovando a meraviglia insieme, che sono Enrique e Boloca, stanno giocando veramente un gran calcio. Maluccio la Juve, Allegri continua a cambiare formazioni una dietro l'altra, questo McKennie alla destra onestamente non mi convince, Weah che viene poi messo dopo, Kostic che invece viene tirato dietro, insomma è come se ancora dovessero capire che tipo di calcio vogliono fare, e per questo poi il Napoli, con tutte le sue difficoltà, è lì che deve puntare, andare punto a punto con la Juventus per il terzo e il quarto posto. Cerchiamo di puntare più in alto, cerchiamo di sistemare le nostre cose, perché non è mai buono. Mentre Lazio-Monza è proprio il trionfo del nuovo che avanza e il vecchio che telefona, perché Sarri, insomma, tutto il possesso palla, tutto il bel gioco, tutte quelle buone intenzioni e quel passato anche glorioso che si può dire di Sarri, in questo momento si scontra con la freschezza di un allenatore che a me piace tantissimo e che ci dimostra ancora una volta che il modulo sì è importante, ma il principio di gioco lo è di più, perché Palladino gioca con la difesa a 3 e comunque fa il calcio che vuole fare, ha più possesso palla, ha più passaggi, ha la stessa precisione di passaggi, è costretto a fare meno falli. Guardate che è proprio interessante la formazione del Monza, bella schierata in campo. Ci sono anche dei piccoli talenti, perché Colpani è un talento, perché Kyriakopoulos secondo me è un terzino che va, parlando di terzini sinistri che il Napoli in questo momento non convince. Per il resto poche cose, come Palladino friggeva il pesce con l'acqua con Petagna, adesso lo fa con Colombo, che ancora non è quell'attaccante indistruttibile.
Provedel fa le sue parate, senza dubbio, le fa anche Di Gregori, rigorino per Immobile, i rigori, avere un Immobile in questo momento nel Napoli farebbe tutta la differenza del mondo, e Gagliardini fa un gol un po' alla Raspadori contro lo Spezia, perché c'è uno che cicca la palla poi finisce a lui e la ribadisce in rete facile. Male la Lazio, bene il Monza. Questa vittoria invece dell'Inter, con lo stesso risultato di quella del Milan, la ritengo un pochino diversa. Basta vedere i dati del possesso palla, i tiri in porta, i tiri totali. L'Inter arriva a creare sempre tanto, nonostante questa volta ha bisogno di un Eurogol di Di Marco per sbloccarla. Però c'è un dato in particolare che vorrei sottolineare dell'Inter. Noi abbiamo parlato dei numeri del Napoli, vi sposto un attimo per completezza, perché non ricordo nemmeno. Sono andato a Canale 8, poi sono andato dalla live di Catto, non mi ricordo che cosa vi ho fatto vedere, se questi numeri ve li ho fatti vedere già, ma insomma, Lobotka 55 palle giocate, 42 passaggi completati, 93% di passaggi riusciti. Un attimo solo, perché stiamo dicendo che l'Inter sta assomigliando al Napoli dell'anno scorso? Al di là dell'inizio, potrebbe somigliare come inizio, 5 vittorie consecutive, somiglia all'anno di 2 anni fa, ma guardate i numeri di Çalhanoğlu, non aggiungo altro, palle giocate 131, e ricordiamo che Çalhanoğlu era una mezzala offensiva che è stata reinventata al regista e si sta divertendo moltissimo. Palloni recuperati 10, quindi sta facendo tanta fase difensiva, palloni giocati 130, 100 passaggi riusciti, percentuale di passaggi riusciti del 92%. Sono numeri pazzeschi, vuol dire che questo centrocampo a 3, in questo caso senza Barella ma con Frattesi, si muove in una maniera straordinaria. Poi hanno l'ampiezza che noi non abbiamo, con le due fasce che vanno forti, e la doppia punta. Io non sto consigliando a Garcia di passare al 3-5-2, assolutamente. Non abbiamo i difensori, perché proprio numericamente ci manca. Però è come se ognuno riesce a far bene quello che sa fare bene, e lì è la via di mezzo. È la via di mezzo che non funziona. Questi numeri dell'Inter sono pazzeschi. Facciamo notare anche che i numeri di Lautaro Martinez e di Thuram come palle toccate, 30 e 22, sono simili ai numeri di Osimhen, quindi che Osimhen tocchi pochi palloni non ha importanza, lo faceva anche con Spalletti. L'importante poi è concretizzare quello che si crea. Gasperini liquida la pratica Ranieri, 6 tiri in porta, molto più possesso palla, molti più passaggi e pochi falli. Per un Atalanta vuol dire proprio che il Cagliari poca roba. Fammi vedere un attimo anche ne crea uno potenzialmente, ma l'Atalanta è riuscita in questo momento, che è anche un momento di emergenza in attacco, perché perdono quello che è stato l'acquisto più costoso della storia dell'Atalanta, perdono Scamacca, che era una grande scommessa che stavano vincendo, ma comincia a funzionare De Ketelare, e con Lookman si trova bene. Quindi il lavoro di chi magari non sta simpaticissimo, però il lavoro di campo ne fa, e come si vede, e quindi l'Atalanta rientra nel discorso di quella lotta per le prime 4, insieme a Lazio che deve recuperare e alla Roma che anche lei deve recuperare. Perché saltiamo direttamente alla Roma. Adesso parliamo dell'Udinese, ovviamente, del Bologna e del Napoli, ne abbiamo parlati ampiamente. È la partita delle punte, la partita dei punteri, partita che anche a livello di XG è assolutamente equilibrata. Vedete, 11 e 11 per parte, una Roma che sembra adesso, che ha ritrovato un Lukaku che sembra anche in forma, fa degli scatti, regge l'attacco da solo, si sta un po' affidando a Lukaku, anche con dei lanci, senza sviluppare troppo gioco. E poi questo lo paghi, perché non hanno hanno anche possesso, come vedete, però creano pochino, crea leggermente di più il Torino con qualche ripartenza, ma anche la classifica della Roma, come quella della Lazio, insomma langue, perché siamo lì, 5 punti per la Roma, 4 punti per la Lazio, veramente pochino. Ma noi non dobbiamo guardare quelli che stanno dietro di noi per dire hai visto pure loro, no, noi dobbiamo guardare a noi stessi, e dobbiamo guardare questa squadra che finora ha fatto un solo gol, l'Udinese, e andiamo a fare un approfondimento serio, prima di tutto con la Fiorentina, che è una squadra che fa del possesso palla il suo credo. Alla fine c'è un equilibrio totale sotto questo punto di vista, però c'è da dire anche che l'italiano tende a lasciare delle occasioni all'avversario, perché
lancia anche i difensori in attacco, è molto spregiudicato e l'Udinese ne stava approfittando con questo 3-5-2. E questa è una delle cose. Signor Garcia, buongiorno, non pensiamo alla Champions, pensiamo all'Udinese. È la prima squadra che il Napoli affronta con la difesa a 3 e con i quinti di centrocampo. Avete pensato a qualcosa di diverso? Ma noi dobbiamo fare il nostro gioco, dobbiamo concretizzare le occasioni che creeremo, eccetera eccetera. Primo spunto importante: centrocampo a 5, difesa a 3. Voglio proprio vedere se il Napoli fa qualcosa di diverso, se va sull'ampiezza o se va nell'intruppo, perché sarà difficile anche per vie centrali. E voglio farvi vedere una cosa per quanto riguarda l'Udinese. Con la Fiorentina le posizioni medie dell'Udinese, guardate come tutta sbilanciata verso destra. Questo potrebbe essere un caso della partita che si è sviluppata in questo modo, però teniamolo presente che hanno delle fasce molto presenti e che possono spingere su quella fascia. Prendiamo un'altra partita in esame, perché un esempio non fa testo, che è la partita contro la Salernitana, dove l'Udinese trova l'unico gol della stagione finora. Come vedete è chiaro il piano gara con i due esterni che sono più difensori che attaccanti, Thauvin che agisce dietro Lucca, e vedete la differenza, si spostano tutti di qua ma sono sempre molto compatti. In chiusura, volendo analizzare quello che sta facendo il Napoli nello specifico dei dati della Serie A, sperando che siano affidabili, pazzesco che siamo già a 54 falli che portano a 10 cartelline gialle già in questo periodo. Quindi dopo 5 partite il Napoli dell'anno scorso aveva fatto 20 falli, 5 cartellini gialli. Quindi ci puniscono sempre, ma aveva fatto meno della metà dei falli, perché avevamo di più noi il pallone e avevamo meno bisogno di fare falli. È un Napoli che subisce lo stesso numero di falli. Fatemi togliere la poltrona così si legge meglio. 8 gol segnati, 71 occasioni da gol, big chance, quelle là importanti, mancate ad uno. Queste poi voglio capire quali sono, però solo 8% di gol rispetto ai tiri, perché tiriamo tanto, 90 tiri, tiriamo comunque tanto e ne segniamo pochi. Questa secondo me è una cosa interessante che dobbiamo fare, il confronto con le squadre che dobbiamo andare ad affrontare. Sul possesso palla non c'è dubbio, li dobbiamo distruggere, abbiamo quasi 10 minuti in più di possesso palla medio, corriamo un po' in più. E per quanto riguarda le statistiche, vedete che noi ne tiriamo 90 volte, l'Udinese tira 75 volte, ma guardate i tiri nel target, cioè nella porta, 26 per l'Udinese, 25 per il Napoli. Quindi noi quando tiriamo dobbiamo essere più precisi, perché l'Udinese tirando di meno è più precisa di noi. Poi ha incontrato grandi portieri, magari il tiro è stato più preciso ma non efficace, qualche gol se lo sono mangiato, ma è importante questa comparazione per non sottovalutare l'Udinese. Vabbè, sono terzultimi in classifica, hanno fatto un solo gol, calma. Stesso numero di cross e con la stessa precisione. Pazzesco che abbiano segnato un solo gol finora. 69 falli fatti, 53 subiti, 8 cartellini gialli rispetto a quello che abbiamo visto noi del Napoli. Signori, attenzione all'Udinese, non perché l'Udinese sia una grande squadra. Io avevo del Bologna, ve l'ho detto, attenzione al Bologna perché il Bologna è così. Adesso non è la questione di quanto sia forte il nostro avversario, la questione è di quanto siamo convinti noi del calcio che stiamo facendo. Qualche miglioramento l'abbiamo visto, dobbiamo vedere e insistere su questi miglioramenti. Con quale formazione schierare? Buttiamola lì a caso, perché dobbiamo anche considerare che poi il 30 settembre si torna in campo con il Lecce e poi c'è il Real Madrid, ma non dobbiamo andare più avanti, dobbiamo pensare adesso. Quindi io credo che sarà inevitabile fare un pochino di cambi che non puoi fare in difesa. Io non credo che si farà l'esperimento di Lorenzo centrale in questo momento, perché Ostergaard e Nathan hanno retto bene, perché devi dare anche fiducia a questi qua, altrimenti li ammazzi psicologicamente. E si può riproporre il ballottaggio Olivera-Mario Rui. Io credo che Garcia abbia stabilito che Olivera è il suo terzino, forse un po' meno qualità con i piedi, più motore, più fisicità, quindi posso immaginare Olivera. Però dobbiamo aspettare, tra poche ore arriverà un altro report dell'allenamento, ci faranno sapere le condizioni di Anghissà, perché questo è un dubbio visto come è uscito ammaccato dall'ultima partita. Credo si possa confermare Lobotka. Secondo me Cajuste è lì
pronto a prendere il posto di uno dei due se dovessero rifiatare, perché poi c'è una logica anche di alternanza per la partita che Zielinski ne comincia un'altra, c'è sempre Raspadori e finalmente abbiamo Lindstrom, lo vedete qua, pronto a scaldare i motori. Io credo anche però che, essendo la prima volta che affrontiamo un centrocampo a 5 con i quinti che vanno, servirà un po' l'attitudine di Politano a difendere, che non sappiamo quanto Lindstrom abbia nelle sue corde, e Kvara e Osimhen, protagonisti di quelle polemiche eccetera eccetera, dovrebbero poter ripartire da titolari, proprio per sperare che si sblocchino. Osimhen non è che si deve sbloccare, 3 gol li ha fatti, però scrollarsi di dosso quella che è stata l'ultima partita, che è stata un pochino così. Di conseguenza i papabili sono sicuramente questi tre: Cajuste, Raspadori e Mario Rui. Ovviamente c'è anche Elmas, che però Garcia sta utilizzando anche lui come jolly all'improvviso da mettere nelle situazioni più disparate. Un Cajuste, se chissà non dovesse essere in grande forma, un Raspadori che potrebbe giocare sempre al posto di Zielinski come mezzala, per quest'idea di poter cambiare modulo anche in corsa, e perché Raspadori deve giocare per forza. Meglio, addirittura meglio mezzala che forse sulla fascia. Mi sto convincendo di questo. Almeno sei al centro del gioco e puoi arrivarci vicino ad Osimhen, come ci arriva poi Zielinski. L'ipotesi Lindstrom resta affascinante, e quella Mario Rui Oliveira nell'alternanza, uno comincia, l'altro finisce, insomma più o meno come era anche con Spalletti, a seconda dello stato di forma, a seconda dell'avversario. Però ci stanno un po' venendo meno quelle che sono le prestazioni del terzino sinistro, che io ricordo questo specchietto qua, che non è uno specchietto per le allodole, ma è quello che è stato poi il rendimento dei migliori calciatori del Napoli l'anno scorso. Primo Kim Min-jae, secondo Rachman, terzo Mario Rui. Voi dovete, per passaggi, per presenza, per passaggi chiari, Anghissà, Di Lorenzo, Lobo. Questa è stata proprio la struttura della squadra. Poi Kvara ci ha messo gli assist e i gol, Osimhen ci ha messo i gol, tutto il resto funzionava bene. Però guardate che Mario Rui è il terzo in questa particolare classifica, e non è un caso che venendo meno lui viene meno anche la vena di Kvara, viene meno lo sviluppo fluido, e i numeri non mentono. Ho altri numeri interessanti da farvi vedere, ma non posso appesantire tutta la giornata. Ce li distribuiamo perché poi dobbiamo parlare della partita, andiamo in pre-partita. Lasciate like, vi faccio avere qualche contenuto speciale anche su Instagram, perché sono tutte cose interessanti. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio, vi bacio. Se ho dimenticato qualcosa me lo dite voi, che vi iscrivete al canale, lasciate i like finali, quelli bellini.